Conferenza stampa oggi della Polizia di Stato, in particolare della Divisione Anticrimine e la Guardia di Finanza di Agrigento, che hanno eseguito, in base a un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale, un sequestro patrimoniale di ben 8 milioni di euro a carico di Giuseppe Burgio, noto imprenditore agrigentino operante nel settore della grande distribuzione alimentare. Il sequestro, realizzato su proposta del questore, riguarda ben diversi immobili, tra cui un centro commerciale, autovetture, conti correnti, gioielli, per diversi milioni di euro. L'imprenditore Burgio fu già arrestato nell'ottobre del 2016 per via di indagini penali eseguite allora dalla Guardia di Finanza e successivamente nel maggio del 2018 il Tribunale di Agrigento lo condannava a 8 anni di reclusione per reati fallimentari. Lo stesso Tribunale, la sezione misure e prevenzione, richiedeva però ulteriori indagini patrimoniali. Giuseppe Burgio era stato già condannato per reati di omesso versamento di ritenute fiscali, previdenziali, approvazione indebita, commercio di prodotti falsificati, violazione della normativa fiscale e tributaria. Oggi le nuove misure adottate. Un forte segnale importante è il sequestro più grosso effettuato negli ultimi 10 anni per grande mole di immobili, autoveicoli e mezzi sequestrati ad un imprenditore che si era reso responsabile, secondo quello che sancisce il Tribunale sezione MP diretti dal Presidente Mazzara, che sancisce praticamente l'indizio di intestazione fittizia dei beni finalizzata a delle operazioni poco lecite che riguardavano appunto tutta una serie di atti perpetrati nel tempo dall'imprenditore stesso, non pagando quelli che erano i contributi fiscali e previdenziali e destinando beni alla funzione di se stesso senza che fossero destinati invece alle attività per cui da tempo lui era titolare di supermercati e di catene alimentari. È stato difficile chiaramente e capillare il lavoro svolto con l'ausilio della Guardia di Finanza, è un lavoro molto tecnico per andare a scovare tutti quelli che sono i beni che non è giusto, almeno secondo quello che dice il codice delle leggi antimafia, restino nella disponibilità dell'imprenditore ma che vengono acquisiti al patrimonio dello Stato perché destinati a confisca ai sensi della normativa antimafia. È la normativa antimafia che attribuisce un ruolo propulsore al questore di poter proporre la sorveglianza speciale, che è la più grossa misura di prevenzione che possa attribuirsi al cittadino indiziato di appartenere ad una delle categorie previste dalla legge, con l'eventuale aggiunta del sequestro del patrimonio perché utilizzato chiaramente per fini illeciti. Un risultato di garanzia per lo Stato è l'importanza della sinergia istituzionale. È determinante. La nostra legislazione avanzata ci ha consentito, così come avete visto, di pervenire a questo risultato grazie al concorso di tutte le componenti operative. La Questura, sotto il profilo appunto della misura prevista dalla legge, richiesta dal Questore, dal nostro punto di vista l'analisi economico-finanziaria e, come abbiamo già visto anche nel provvedimento dello stesso Tribunale, con l'analisi di complesse operazioni anche contabili che ci hanno consentito di ricostruire il patrimonio realmente disponibile e poi oggi sottoposto al sequestro in argomento. Si evince la pericolosità dell'uomo imprenditore Giuseppe Burgio. Si evince da tanti aspetti, ma non ultimi anche quelli appunto della pericolosità economico-fiscale, così come abbiamo detto, sia per gli aspetti della ricaduta sociale che questo ha avuto, così come abbiamo detto, per quanto attiene il mancato pagamento addirittura dei contributi, e l'aspetto poi più evidente della patrimonializzazione a scopo personale dei beni stessi. L'indagine è stata molto complessa, ma muoveva da precedenti attività di polizia giudiziaria che hanno riguardato sempre lo stesso soggetto in materia di bancarotta fraudolenta. In quella sede noi abbiamo ricostruito tutte le distrazioni e tutte le falsificazioni delle scritture contabili, dei libri e dei registri che erano finalizzate appunto ad ostacolare la ricostruzione patrimoniale. Le numerose società costituite avevano anche questo scopo, quello di fare dei passaggi infragruppo proprio per occultare del tutto, in parte o del tutto, le movimentazioni economiche. Come abbiamo fatto cenno, abbiamo rilevato anche dei versamenti fatti all'estero che però allo stato attuale non sono rientrati nell'ambito del provvedimento del Tribunale.